Amici bellini, la parola Maxim, il nome di Maxim Lopez era uscito in precedenza, ma adesso il ragazzo si è allargato un attimo, quindi secondo me si è guadagnato un approfondimento. Cominciamo. Capito? Non lo so se poi si fa, se effettivamente c'è un interesse, se se ne parla così. Però se si è abbassato il prezzo di cui ci dicevano prima, di cui per Aldo Noschese, benvenuto sul canale, e tutti i nuovi iscritti che accorrono alla ricerca di nuovi dettagli, di cose sfiziose che possiamo insomma approfondire, se c'è qualcosa da dire, altrimenti io mi sto zitto. Però in questo caso questo è approfondimento su caratteristiche di un giocatore, quindi succede o no ce le ritroviamo, perché comunque studio e comunque approfondimento. Lasciate il like per l'iniziativa. E abbiamo cercato un pochino di cose, di dettagli sul ragazzo, perché con un Abrabamo tattico andiamo a vedere di cosa si tratta. Prima di tutto dobbiamo vedere le sue dichiarazioni che portano automaticamente allo sviluppo di questo video. È inevitabile, i parteuropei hanno mostrato interesse per alcuni centrocampisti, tra cui il talento francese, il media Carré. Maxim Lopez ha parlato, Lopez, non lo so come lo vogliamo chiamare, Maxim, ha parlato del suo futuro lanciando un segnale al Napoli. Queste le parole del centrocampista transalpino: ho già parlato con il Sassuolo del mio futuro, è arrivato il momento di puntare in alto. È come se stesse puntando proprio punti i piedi per spiccare il volo. In Italia sto molto bene, ci sono grandi club, se posso andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia, e immediatamente devi pensare a Napoli, perché il paragone tra le due città è sempre stato fatto. E ritorna il discorso: Garcia l'ha avuto in squadra proprio al Marsiglia, hanno giocato anche 2 anni insieme con Anguissa, Lopez e Anguissa, però non so quante partite hanno fatto proprio insieme nel centrocampo. Quello che sappiamo delle caratteristiche di Maxim Lopez, per quello che abbiamo visto poi con il Sassuolo, è che è un peperino, è un regista peperino, insomma piccolino, che però si divincola bene, deve fare il passaggio semplice, centrocampista difensivo, ma fa anche altri ruoli. Andiamoli a vedere. Partiamo ovviamente da Transfermarkt, quindi giocatore che ha 25 anni, ne fa 26 a dicembre, quindi come profilo ci siamo, è il momento in cui può esplodere completamente. Piccolino, la fisicità, lo sappiamo, 1,67, non è proprio un pezzo di ragazzo enorme, e questo lo dobbiamo dire. Algerino, di origini algerine, ma c'ha il passaporto, la cittadinanza francese, che è importantissimo per De Laurentiis. Centrocampista difensivo di piede destro, con il contratto eccetera eccetera, interessa poco, lo vedete al centro. Qua Transfermarkt porta una valutazione di 15 milioni circa, 17 è stato il suo massimo, se si parlava di 20 non ci siamo proprio, se da 15 ci scende a 10, qualcuno diceva anche 8-10 milioni, secondo me il Napoli può fare questo discorso, anche perché stai parlando di un panchinaro e i panchinari servono di qualità, però non vai oltre 10 milioni secondo me per uno che farà panchina. Andando a scavare ancora di più nei ruoli che lui ha svolto nella carriera, vedete che c'è anche una certa duttilità, perché lo vediamo in fase difensiva, lo vediamo anche sotto la punta, lo vediamo sviluppare anche a destra, qualche volta a sinistra, non tantissimo, però ecco, se lo vuoi adattare lo puoi adattare. E abbiamo anche un esempio in cui Garcia lo utilizzava a 2 nel centrocampo, a 2 di 4-2-3-1. Andiamo a vedere, perché mi sono divertito moltissimo. Ho fatto una ricerca sull'Olympique Marsiglia dell'epoca e ho preso una partita a caso di questo mi pare fosse il 2019. Questo è Digione Olympique Marsiglia 1-2. L'Olympique Marsiglia ribalta lo svantaggio, e abbiamo anche dei nomi noti, perché abbiamo Balotelli in attacco, Toven, abbiamo Ocampos che fa un gol bellissimo in questa partita, tra l'altro Ocampos del Siviglia, che qualcuno mi aveva anche detto, Sarr ce lo ricordiamo bene, Strootman, Maxim Lopez era il duo di centrocampo. Poi viene sostituito Lopez per un giocatore credo più difensivo, ma Lopez batte il calcio d'angolo che porta al primo gol di Balotelli dopo una spizzata.
li batte, i calci di punizione potrebbe anche battere, ho visto che ha segnato anche qualche rigore, sotto questo punto di vista tecnicamente il ragazzo non si discute. Tra l'altro quando uno è così piccolo e va avanti in carriera in un calcio che è sempre più fatto da ragazzoni, vuol dire che tu tecnicamente sei veramente superiore e hai capacità di nasconderlo il pallone o di farlo viaggiare, altrimenti i più piccoli, se non hanno questa grande tecnica, non vanno da nessuna parte. E quindi interessante questa formazione di Garcia dell'epoca. Questo è il confronto che secondo me possiamo fare. Per quanto riguarda, qua ho preso, ragazzi, questo è, mi crederete, non è che lo amo, però è proprio tuttosport.com, perché era più bellino graficamente. Ce ne sono tanti di siti che raccolgono le statistiche, bene o male sono tutte minuto più minuto meno, passaggio più passaggio meno, siamo lì. Ho scelto comunque di utilizzare una sola fonte perché almeno tra di loro dovrebbero essere coerenti, e questo è il confronto tra Lobotka e Maxim Lopez quest'anno. Ovviamente i numeri di Lobotka sono impietosi, ragazzi, non troviamo in Serie A uno che ha avuto, e poi sì, grande Rabiot, grande Barella, grande Milinkovic-Savic, ma poi non fanno quello che ha fatto Lobotka in fase di regia. Quindi un giocatore che fa 38 partite, 3000 minuti giocati, un gol, un assist e ha una percentuale di passaggi riusciti del 94%, 2000 e passa così, non si trova. Quindi è un pochino ingeneroso il paragone con Lobotka. I tiri nello specchio 57, vedete che però 89% in basso è quello di Maxim Lopez, 89% di passaggi riusciti, è un numero abbastanza dignitoso. Fa 30 partite, 2200 minuti, quasi 2300 minuti, contrasti vinti. Ecco, vedete che Lobotka va oltre il 50% dei contrasti vinti, perché ha fatto tanta fase difensiva anche Lobotka. Contrasti vinti ne perde 23, ne vince 18, insomma il 43% forse paga un po' la fisicità. I duelli vinti 39%, anche lì Lobotka è straordinario. Però dove eccelle, se vogliamo, è sui falli fatti, perché Lobotka con 8 partite in più, con 1000 minuti in più, fa solo 25 falli. Maxim Lopez ne fa 31, ne subisce 11. Lobotka ne subisce molto di più, perché si gira lo devi buttare a terra. Questo paragone è impietoso, quindi noi lasciamo il ragazzo, togliamo Lobotka e mettiamo altri due profili che però voi dovete indovinare. Non vi dico chi sono fino alla fine del video. Il primo è questo qua, vi dico solamente che insomma il ruolo è quello. In questo caso 29 partite, quindi ci avviciniamo anche come minutaggio, e stiamo lì, vedete, con la percentuale di passaggi riusciti siamo all'89%, siamo più o meno lo stesso nei tiri nello specchio, qualche duello in più vinto, qualche contrasto in più vinto, più falli fatti, più falli subiti. Insomma, questo è un giocatore, questo qua in alto che vedete, che ha sicuramente un po' più di fisicità rispetto al ragazzo. 24 titolare, Maxim Lopez ne fa 25 da titolare. Togliamolo un attimo e ve ne metto un altro e poi vi dico i nomi di cui vi sto parlando. Voi nel frattempo dovete indovinare, potete indovinare. In questo caso abbiamo un giocatore che ha fatto 34 partite, quindi qualcosa in più, percentuale di passaggi riusciti 81, quindi meno di Maxim Lopez, però più contrasti vinti 64, più duelli vinti 58%, tiri nello specchio. Questo è un giocatore che tira di più nello specchio. Probabilmente vi sto parlando di un centrocampista che non gioca come perno finale del triangolo, quello là col perno basso, forse è un giocatore che ha un pochino di raggio d'azione un po' più avanti, però come falli fatti più o meno siamo lì, 35 contro 31, subisce anche lui 32 falli, 7 cartellini gialli. Insomma, ragazzi, questo qui lo togliamo, torniamo un attimo questo qua è Amrabat, che è un giocatore che a me piaceva dall'epoca del Verona. Adesso si fanno grandi nomi, si dice Barcellona, insomma la Fiorentina, ecco perché anche la Fiorentina era interessata a Maxim Lopez. Amrabat, siamo lì, più fisicità, si vede dai contrasti vinti, dai duelli vinti, giocatore importante che a me piace molto. Quest'altro invece che vi ho fatto vedere, dove sta? Sta qua, vedete, più o meno i passaggi riusciti però sono di meno, sicuramente più contrasti e più tiri nello specchio. Questo qua è Tonali. Perché poi dobbiamo vedere, no? Adesso sta uscendo questa notizia che ma in realtà non è stato pagato 80, è stato pagato 55 milioni di sterline, quindi si arriva più o meno a 64 milioni, che comunque è un esorbitante, è un esproprio illegale, cioè 64 milioni di euro per un giocatore che a me piace, Tonali.
ovviamente lo diciamo, ruolo diverso se giochi a 2, se giochi a 3, è uno che va più in avanti probabilmente, lasciamo perdere, è un Gattuso che ha più qualità, va benissimo che il suo idolo era Gattuso, però lo paragonavano a Pirlo, Tonali, va benissimo, poi adesso deve dimostrare che vale 64 milioni nella Premier League, che quello poi è il passaggio che ti dimostra se sei il top player. Insomma, tra Tonali e Maxim Lopez, onestamente, quasi mi prendo Maxim Lopez, perché poi se facciamo il paragone con i prezzi, non ci siamo proprio. Tra l'altro, un'altra curiosità, quando il Sassuolo comprò Maxim Lopez dal Marsiglia, il Sassuolo stesso dal suo sito diceva: Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seconda operazione di calciomercato. Lopez Maxim, classe 97, acquisito a titolo di prestito di diritti e obblighi di riscatto all'Olympique Marsiglia. Quindi loro lo consideravano attaccante, probabilmente perché aveva giocato qualche partita più sotto la punta, ma di attaccante veramente ne vedo poco, quindi se non lo sapeva nemmeno Sassuolo, con il sito ufficiale andiamo veramente in difficoltà. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questa possibilità. Parliamo del vice Lobotka, quindi deve essere un giocatore che ha quelle caratteristiche, che non ti stravolge nel caso in cui Lobotka c'ha un raffreddorino o prende una diffida e lo devi far riposare, un giocatore che ti può fare quel gioco, che però sia anche duttile, che possa fare anche la mezzala, che possa giocare anche a 2, perché se fai solo il vice Lobotka il campo lo vedi poco, è un po' il vice di Lorenzo, è un po' lo stesso discorso, quindi questo è un profilo che secondo me, certo lo vorrei un pochino più grosso, perché il discorso è sempre Osimhen, ragazzi, se tu poi perdi Osimhen perdi un altro che ti risolve in fase difensiva, sui calci piazzati li prende tutte lui di testa, e quindi anche sui calci piazzati tu devi mantenere una certa fisicità che quest'anno è stato importantissima, e penso che il Napoli con De Laurentiis, con Mantovani, senza Giuntoli, con Mantovani, con Micheli e tutti quelli che stanno facendo il mercato stanno tenendo presente tutte queste cose. Sicuramente qualcuno dice piace Massara, ma non per quest'anno, probabilmente quest'anno si farà di necessità virtù con la situazione snella, con l'organigramma snello, e poi si vedrà per l'anno prossimo. Io vi dico la verità, al di là del personaggio Massara, del professionista Massara, l'idea di prendere una figura che è stata in una società importante, una società che ha storia, una società che ha più esperienza di te in ambito internazionale, qualcosina te la può portare se tu sei disposto ad ascoltare consigli e a confrontarti, perché in questo momento tutti quanti dicono adesso Giuntoli porta alla Juventus tutto un modus operandi, tutto un pensiero di fare, ti sgama le strategie societarie. Le strategie societarie del Napoli sono chiare alla luce del sole. La Juve non credo che impari nulla dal Napoli avendo Giuntoli come spia che ti può dire guarda, al Napoli noi facevamo così, ottima idea, fallo anche tu. Però se il Napoli prende qualcosina dal Milan, secondo me, che non deve essere quello che si fa sul mercato, perché il Napoli magari lo faceva meglio il mercato del Milan, però qualche altra cosa, perché c'è una frase di Fabiano Santacroce che ricordo sempre: tutti quanti noi non consideriamo Donadoni, eppure Santacroce ci disse, voi non ci crederete, ma anche Donadoni ci ha dato delle cose nello spogliatoio, nel modo di fare, nel metodo, in certo modo di allenarsi. E perché vengono da certe realtà importanti dove la società è grossa, è seria e lascia il segno, e quindi noi dobbiamo prendere un pochino tutte le possibilità di crescita che si possono prendere, e quindi sarebbe il benvenuto anche Massara, ma questo poi va analizzato più là, perché dobbiamo sempre vedere se De Laurentiis vuole allargare l'organigramma o se lo vuole restringere ancora di più, perché un pochino si rischia. Io questa è una cosa che ho sempre dimenticato di dire nello sviluppo dei video, adesso mi sono ricordato alla fine. Abbiamo salutato anche Formisano, quindi un'altra figura che non c'è, e dice Formisano non sposta niente, va benissimo, però stiamo diventando sempre più esili. Io dico una cosa, è un bel rischio che si sta prendendo De Laurentiis, perché poi se non sei circondato da nessuno, se vinci
sei il padrone del mondo e tutti ti dovranno dare atto di questo. Se però fallisci, ci sono meno paraventi, ci sono meno paraustielli e tutti quanti se la prendono con te, ed è l'ultima cosa che vorrei, perché il presidente deve stare tranquillo, più tranquillo sta, meno parla, più tranquilli stiamo noi. Da New York, Valerio Frido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ci teniamo in contatto perché potrebbero uscire altre cose, possiamo fare approfondimenti su altri giocatori quando sono plausibili, però. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.